Si è svolto sabato sera presso il Teatro Pirandello di Agrigento la giornata del medico e dell'odontoiatra 2023, organizzata dallo stesso ordine professionale. Nell'ambito della manifestazione si è svolta la premiazione dei medici con 50 anni di laurea, quindi il giuramento di Ippocrate per i neoiscritti, previsti anche momenti di approfondimento condotti da Simona Carisi e Totono Cerabracco, moderati da Daniela Spalanca. Nel corso della manifestazione anche spettacoli con l'esibizione del tenore Andrea Donzella, l'attore Franco Sodano e il gruppo folk Città di Agrigento. La regia è stata coordinata da Franco Capitano. Questa è stata una giornata dedicata ai medici che compiono 50 anni di laurea, ai giovani medici odontoiatri che iniziano un duro e affascinante percorso pronunciando il giuramento professionale. La presenza dei giovani e dei colleghi anziani ha il significato del passaggio di testimone tra il passato e il futuro della nostra professione, che chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline, scienza ed etica. Medico chirurgo e medico odontoiatra provengono da corsi di laurea separati ma condividono gli stessi principi etici. Queste le parole del presidente Pitruzzella all'apertura della manifestazione. Oggi è una giornata importantissima che l'Omiceo di Agrigento celebra con la premiazione dei colleghi che hanno raggiunto i 50 anni dalla laurea e i giovani che si sono iscritti per la prima volta in quest'ultimo anno. È importante perché è come se fosse un passaggio di testimone tra chi ha reso grande la sanità agrigentina e chi invece deve raccogliere questo compito. Praticamente devono assicurare la salute dei nostri cittadini. Sarà una festa anche perché noi abbiamo organizzato, insieme a queste premiazioni, dei momenti culturali e musicali e quindi sarà un momento di festa per tutti. Viene premiato per i suoi 50 anni di laurea in una festa oggi che si tiene qui al Teatro Pirandello, una cerimonia diciamo significativa che vede anche l'approccio dei giovani medici, no? Sì, il giuramento dei nuovi medici, dei giovani medici. Sì, il giuramento dei giovani medici, giuramento che viene fatto secondo l'ultima versione diciamo, del giuramento del medico che viene elaborata dall'Ordine Nazionale dei Medici. Questo tra l'altro fa riferimento al giuramento di Ippocrate che fu fatto dal medico Ippocrate nel IV secolo a.C. e in cui già si delineano in modo preciso quali caratteristiche deve avere il medico, quali adempimenti deve compiere, quale etica deve seguire, che è l'etica della solidarietà, dell'impegno totale del medico per la salute e la salvezza della vita delle persone in regime di libertà, col massimo rispetto e consenso personale. Che dire? I suoi 50 anni, ecco, lei oggi viene premiato per i suoi 50 anni di attività. Sicuramente avrà raccolto tante esperienze di questa sua attività. La mia attività è consistita in un'attività di medico terapeuta, diciamo, nel senso che ho fatto il medico di famiglia, medico di medicina generale di famiglia dal 1974 al 1992. Contemporaneamente ero anche medico gestionale, in cui curavo la gestione delle attività sanitarie, delle strutture sanitarie sul territorio, per intenderci guardie mediche, poliambulatori, i rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, con attività di riabilitazione tipo RSA, con strutture riabilitative tipo AIAS Casa della Speranza. Insomma, c'era tutta questa attività di tipo organizzativo che impegnava, perché è un'unità operativa con molti medici, infermieri, personale amministrativo eccetera. E poi ho fatto l'altra attività di medico medicina fino al 92, in cui, scattando le incompatibilità, si è dovuto scegliere il tempo pieno come medico di medicina generale oppure medico dipendente, dirigente dell'ASL. Io allora ho scelto di restare come medico dirigente. E la mia esperienza, che devo dire, io mi capita ora, a distanza di molti anni, qui non esercito più perché
a 65 anni sono andato in pensione, incontro persone che mi salutano con simpatia e con le cose si vede e mi ricordano che erano stati medici assistiti da me e mi ricordano anche qualche episodio che magari io col tempo pure dimenticato. Qui è la mia esperienza, io posso dire di aver scelto una professione gratificante sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Una breve battuta su questa festa dell'Ordine dei Medici. Lei è un medico ma anche il padrone di casa, 50 anni di attività, si accolgono i giovani. Ecco, lei come medico un po' più anziano ed esperiente che consiglio dare? Sono lusingato di essere stato invitato qui in questa manifestazione, è importantissimo che io sia presente non tanto come sindaco, proprio come dicevate voi, come medico. E il consiglio che io do a questi ragazzi è che fare il medico non è una professione ma è una missione, bisogna lavorare con la mente ma principalmente col cuore. Questo è il messaggio che oggi voglio lanciare ai miei cari colleghi. Anche quest'anno l'Ordine ha voluto rendersi partecipe di organizzare questa bellissima manifestazione, anzi a differenza anche degli altri anni abbiamo avuto un contesto del Teatro Pirandello che è sempre qualcosa di bello, bellissimo. Abbiamo premiato sia i nuovi iscritti, sono più di 100, con una notevole prevalenza femminile in questi nuovi colleghi che si accingono a svolgere il mestiere e la professione del medico, sia anche alla premiazione dei colleghi che hanno compiuto i 50 anni di professione. Ed è molto bello vedere l'emozione sia di chi si accinge sia di chi già ha dato 50 anni di professione, sono ancora più emozionati di quelli giovincelli che si stanno avvicinando alla professione. Ecco, una festa importante questa di oggi che il vostro ordine organizza qui al Teatro Pirandello per premiare sia le persone che si sono spese con tanta esperienza che i giovani che si approcciano alla nuova attività. Sì, oggi è una giornata di festa e di grandi emozioni perché si festeggia il giorno dedicato al medico chirurgo e al medico odontoiatra, perché il nostro ordine si compone di due albi, di due professioni mediche che sono quelle del medico chirurgo e del medico odontoiatra, e quindi oggi ci saranno i nuovi iscritti che saranno giovani colleghi medici chirurghi e giovani colleghi medici odontoiatri. È importante che tutti i giovani colleghi abbiano consapevolezza dell'importanza di entrare oggi a far parte di un ordine professionale. L'ordine professionale è un'istituzione di autogoverno della professione. La professione medica è una professione intellettuale e in quanto tale è una professione libera e lo deve essere sempre nell'applicazione quotidiana, libera da qualunque condizionamento esterno ed ispirarsi solo nel suo operato ai valori di scienza e di coscienza. Di scienza perché nella formazione che abbiamo ricevuto durante il nostro periodo universitario è l'inizio di un completamento che non avrà mai fine, perché noi siamo chiamati ad una educazione continua in medicina per essere aggiornati alle conoscenze delle nuove scoperte scientifiche e quindi poter offrire ai cittadini che si affidano a noi per la tutela della loro salute sempre e comunque il meglio. E noi lo facciamo, oltre che coscienza, con coscienza, e cioè dire consapevolezza di un atto riferito ad un atto morale, nel distinguere ciò che è giusto e ciò che non è giusto nei confronti dei nostri pazienti. E quindi ispirati a quello che è il riferimento di un codice etico di cui l'Ordine dei Medici si è dotato. L'Ordine dei Medici ha un codice deontologico a cui tutti noi dobbiamo fare riferimento per quanto riguarda i principi e le regole che devono governare la nostra professione, ma non solo nell'esercizio quotidiano nei confronti dei nostri pazienti, ma anche nella nostra vita, che deve essere sempre una vita riferita ai comportamenti nostri che dia decoro ad una professione così importante. Quindi giornata di grande importanza, di grande significatività, perché i giovani colleghi potranno ricevere dai colleghi che hanno avuto la fortuna di poter raggiungere i 50 anni di attività professionale, ecco questo testimone che li vedrà a loro volta essere orgogliosi di professare una professione più che esercitarla.
Dottore Luparello, una giornata sicuramente importante questa, che vede tanti medici festeggiare tanti anni di attività, ma anche tanti giovani che si avviano alla professione. Sì, per noi è una ricorrenza annuale che sancisce una giornata benaugurante per chi arriva da un percorso lungo di studi e si accinge a intraprendere una delle professioni più belle al mondo. È un riconoscimento con grazie infinito a chi per 50 anni si è speso sul territorio dando il meglio di quello che la professione consente oggi di dare, con risultati sicuramente encomiabili. Qual è lo stato di salute dell'Ordine dei Medici ad Agrigento, cui lei fa parte in maniera attiva e fattiva? È un ordine dei medici molto fattivo, in fibrillazione di attività rivolte principalmente a quello che è l'aggiornamento professionale dei medici per rimanere così al passo con i tempi e con le migliorie che oggi la medicina sta. Che raccomandazioni fa a un giovane che si approccia all'attività? Di perseguire il sogno cavalcato per tanti anni di studi e riuscire a dare tutto se stesso per questo lavoro che è uno dei lavori più belli al mondo. Siamo col dottore Capitano che cura la regia di questa manifestazione dell'Ordine dei Medici per festeggiare i 50 anni di attività. Sì, quest'anno l'Ordine dei Medici ha scelto la solennità del Teatro Pirandello per questa ulteriore edizione della giornata dei medici e degli odontoiatri che serve appunto come clou la finalità di premiare i neoiscritti, i giovani neoiscritti e poi anche i senior che hanno compiuto 50 anni di laurea. Io ho accettato questo incarico con grande piacere per un'amicizia che mi lega sia ai medici dell'ordine sia in particolar modo al vicepresidente del dottore Alonci, Gerardo Alonci e a tutti gli altri che mi hanno voluto e io con grande piacere sono qui, ho lavorato, ho fatto la scaletta, ho preparato tutto.